Allora, era proprio il discorso della quota 100, no, che si diceva prima. Questa proposta di quota 100, poi, come lei diceva, ci devono essere decreti attuativi, bisogna vedere concretamente che poi non vada a sballare i conti, eccetera. Noi perché come altrimenti... sindacato noi sosteniamo che bisogna eliminare un meccanismo che sposta all'infinito l'età della pensione, perché in realtà il problema dei problemi è che se tu non fissi un limite e non dici oltre questo limite non è possibile andare, teoricamente noi potremmo trovarci a 70 anni e avere perché l'attesa di vita bisogna che venga modificato quel meccanismo là. Noi come sindacato è una proposta sindacale, si può dire storica, da tanto tempo che facciamo perché venga eliminato quella stortura là che esiste nella legge. Nella legge. Poi il resto bisogna valutarlo nel merito perché, ripeto, siccome poi il tema è che sono state fatte tante promesse che hanno un costo poi, questo costo chi lo sopporta? Perché non è certo, qua quando si parla di centinaia di miliardi di euro complessivamente il costo, poi bisogna stabilire dove li prendi i soldi, o aumenti il debito, o tagli dove puoi realizzare quelle risorse lì. Perché guardate, adesso c'è il tema per esempio delle pensioni a oltre i 5.000 euro netti, ma qui c'è un paradosso. Il paradosso è che se tu applichi la tassa piatta, la flat tax, queste pensioni qua schizzano a 7.000 euro. Allora, anche se tu gli fai un taglio del 5-6%... Cosa vuol dire schizzano a 7.000 euro? Perché se tu li applichi a queste pensioni, il sindacato ha posto un problema sulle tasse ai pensionati, perché noi riteniamo che sia ingiusto che un pensionato paghi più tasse di un lavoratore attivo, di un cittadino qualsiasi, perché in realtà il meccanismo delle tasse con il sistema delle deduzioni, delle detrazioni eccetera paga più tasse oggi in Italia. Si cita sempre l'esempio tedesco dove un pensionato paga il 4% nelle pensioni medie, fino alle pensioni medie. E in Italia un pensionato arriva a pagare anche il 30, il 35% di oneri fiscali. E quindi il tema della pressione fiscale su tutte le pensioni è un tema che il sindacato ha posto e noi per primi, come sindacato dei pensionati. Ma se tu mi dici che fai una tassa piatta e ci sono fior di studi e dici vabbè tutti pagano il 22% di tasse, cosa succede? Che a me che pago già il 22% non ho nessun beneficio. Questo pensionato che ha più di 5.000 euro di roba ha invece un notevole beneficio, quindi invece di pagare il 33, 36, 37% di tasse ne paga il 22%, quindi ha una pensione che si rivaluta di 2.000 euro. Quindi se io a questo pensionato gli tolgo anche che so, il 7% per effetto che dico che è una super pensione, no? Cioè in realtà gliene ho regalati 1.500 in più, quindi ho fatto il contrario di quello che ho dichiarato di fare. Questo è un piccolo esempio, ma che può avere una notevole, perché a noi non convince l'idea che se io ai redditi alti da 100.000 euro di reddito a 200.000 euro di reddito gli abbasso le tasse, questo spende quelle risorse perché in realtà scarico sulle pensioni a reddito più basso i costi di questa operazione, che poi si può tradurre semplicemente in taglio dei servizi. Che quando io vado all'ospedale e devo pagare le prestazioni, io che ho comunque un reddito fisso da pensione, ricordiamoci che in Veneto, ma in tutta Italia, ma in Veneto noi abbiamo la stragrande maggioranza dei pensionati che stanno sotto i 1.000 euro. Questo è il dato.
perché dei pensionati, a parte che la Corte Costituzionale ha detto che non puoi fare un provvedimento che non ha la regola della progressività, quindi non puoi dire quello a 5.000 euro gli faccio un provvedimento, perché 2 minuti dopo quello va in magistratura e se lo fa togliere, come è già successo per il passato, perché non c'è la regola della progressività. E quindi non può essere che tu fissi un limite artificioso. Detto questo, noi abbiamo per esempio fatto delle proposte che valorizzano fino a 6 volte il minimo le pensioni in essere, che le rivalutiamo. Anche noi mettiamo un limite, 6 volte il minimo e 6 volte i 500 euro che è il trattamento minimo. Quindi fino a 3.500 euro di lordi di pensione, noi siamo per esempio per dare delle rivalutazioni alle pensioni che sono bloccate, anche la stessa somma aggiuntiva. Però è stato bocciato il ricorso che era stato fatto. Sì, perché poi alla fine diciamo il governo aveva preso dei provvedimenti, è stato considerato equo l'indennizzo, che è tantum che è stato dato, è stato dato, no, è stato risposto in maniera progressiva, non dando tutta la somma, ma solo una parte. Progressivamente, quindi non in maniera progressiva, quindi rispettando quel dettato, diciamo, costituzionale, che ovviamente, diciamo, noi contestiamo per l'importo, perché era nettamente inferiore a quello che era previsto. Cioè, quindi diciamo che qui sta anche il ruolo del sindacato, perché noi come sindacato cerchiamo di tutelare i cittadini in modo, diciamo, anche in una logica di equità sociale, perché poi bisogna ricordarsi che poi alla fine, siccome poi bisogna andare, si va all'ospedale, le scuole eccetera sono pagate dalle risorse, se io tolgo dalle disponibilità somme così importanti, poi alla fine questa cosa si traduce in tagli al sistema del welfare sociale, cosa che vediamo che già sta avvenendo anche a causa di provvedimenti di governi degli anni scorsi. Assolutamente, quindi questo è un altro aspetto rilevante. Qualcos'altro da aggiungere sempre relativamente a questi provvedimenti che possono essere presi? Che possono essere presi, sì. Credo che appunto il tema caldo è quello della Fornero, no? È stato anche ribadito. E per il sociale però? Per il sociale non è che si veda all'orizzonte qualcosa, si parla poco, no? In questo momento i temi che hanno preso, come dire, interesse, che sono al centro dell'attenzione, sono da una parte la Fornero, ma che già sta, come dire, già si sta annacquando come tema, ma è il tema dell'immigrazione. Insomma, non tanto, diciamo, che è un elemento forte. È il tema dell'immigrazione, no? Ma questi sono i giornalisti, attenzione, non diciamo quello che dicono i giornalisti, perché in realtà parli con chi è di governo e ti dice noi stiamo facendo altre cose rispetto a quello che parlano i giornali. È un distrattore, no? Sì, è un tema che distrae da... Bisogna dire, i temi, l'informazione nazionale e dei giornali vuole portarti su questo. Poi in realtà tu parli, perché abbiamo avuto anche noi in trasmissione, i neoeletti deputati, senatori, anche avremo la prossima settimana sottosegretari di Stato, noi stiamo lavorando su altre cose, non quello di cui dicono i giornali, perché in realtà ci sono temi, però fa comodo dire. Un attimo solo, il problema sta nel togliere gli sprechi, i costi sanitari nel Veneto non sono quelli della Campania. È tutto così in Italia, di sprechi da tagliare ci sono prima di togliere i servizi, tanti e troppi sprechi, io eviterei di fare allarmismi, grazie, abbiamo un tasso di corruzione impressionante rispetto ad altri, quindi il discorso... La corruzione degli sprechi è un altro tema. Illegalità, corruzione abbiamo sempre denunciate, no? In tutte le nostre, credo, uscite. Siamo il paese col più alto tasso di evasione fiscale, col più alto tasso di corruzione e di illegalità e ci auguriamo che davvero ci siano delle misure incisive rispetto a questo, perché se l'evasione rimane ai livelli che ha, fare tutte le operazioni che hanno in mente 5 anni di non sono fare, riusciti a recuperare proprio niente. È un po' molto complicato. Assolutamente. No?
Allora, detto questo, ci saranno altri temi che poi verranno affrontati di volta in volta. Voi scriveteci, noi quando arrivano i nostri ospiti giriamo le vostre questioni, oppure mettetevi a contatto con gli sportelli presenti in tutto il territorio dello SPCGL per fare una controllatina alla pensione. Allora, grazie Daniele Tronco, grazie Rosanna Bettella per essere stati qui con noi e a spiegarci alcuni concetti in modo molto chiaro. Ricordatevi la 14ª, attenzione, verificate di riceverla a luglio, giusto? Sì. Entro il... Per chi compie i 64 anni entro luglio. Entro luglio, benissimo, altrimenti con la rata di pensione. Perfetto. E a voi naturalmente buon proseguimento, noi ci troviamo presto.